Benvenuti a Cattoliche dintorni. Più di 1000 studenti hanno affollato l'edizione invernale dell'Open Day Open Mind che si è svolta sabato scorso nella sede di Via Trieste. Fra di loro ancora molta incertezza su quale facoltà scegliere. Ascoltiamoli in questo servizio. Che facoltà stai guardando con l'Open Day oggi? Lettere e filosofia. Scienze infermieristiche. Matematica. Di lingue. Io scienze linguistiche e anche lettere. Qui scienze linguistiche e letterature straniere nel corso di comunicazione. Anche tu? Sì, la stessa. Facoltà di scienze linguistiche e oggi pomeriggio assisterò anche psicologia e scienze della formazione. Oggi lingue e lettere anche. Anche tu? Sì, uguali. Sono venuta a guardare scienze linguistiche e fisica e matematiche perché vengo da una formazione scientifica. Preside Bianchi, che proposta formativa offre la facoltà di lettere e filosofia per il prossimo anno accademico? Sì, la facoltà di lettere e filosofia dell'Università Cattolica nella sede di Brescia mantiene, e questo è il messaggio che si vuole mandare, mantiene la sua offerta diciamo tradizionale, classica per i studenti bresciani e accanto anche il ormai ben noto corso STARS, cioè dedicato a quelle discipline dello spettacolo, delle arti e della comunicazione, che è una peculiarità dell'intera facoltà collocata proprio nella sede bresciana. Perché hai deciso di venire a vedere l'Open Day della Cattolica? Perché avevo avuto l'opportunità di leggere il depliant dell'università all'Open Day di Verona e mi era sembrata un'università valida, perciò sapendo che c'era l'Open Day ho scelto di venire a sentire di persona. Avete appena assistito alla presentazione di lingue, che cosa ne pensate? A me è piaciuta molto anche perché a me piacerebbe fare qualcosa tipo relazioni internazionali e la presentazione è stata molto... nel senso, ha spiegato bene tutto. Quali sono le tue aspettative per questa presentazione e poi che cosa ti aspetti dalla facoltà di scienze infermieristiche? Allora, mi aspetto che mi diano un po' di chiarezze, perché non sono sicura, ma non del tutto, e soprattutto vorrei sapere la possibilità, la disponibilità che danno comunque per entrare, cosa mettono a disposizione. Sì, è stato interessante, soprattutto per quanto riguarda il mondo del lavoro. Mi è piaciuto perché proprio mi ha chiarito le idee, mi ha aiutato a capire un po' di più di cosa si tratta. Ecco, a proposito del mondo del lavoro, credi che l'Università Cattolica ti possa dare una spinta in più poi per il futuro una volta raggiunta la laurea? Sì, credo di sì, soprattutto in quest'area, per quanto riguarda anche il mondo internazionale appunto, e non fermarsi solo in Italia. Preside Marzocchi, qual è l'offerta formativa di quest'anno della Facoltà di Scienze Matematiche? Allora, quest'anno come l'anno scorso offriamo un corso di laurea in matematica, è un corso moderno, aggiornato, rivolto alla ricerca, al futuro, e un corso di laurea in fisica, anche quello con ottimi sbocchi verso la ricerca e una forte preparazione di base. Per quanto riguarda l'Università Cattolica, è un'università ovviamente di grande tradizione e che però gode di una certa autonomia rispetto ad altre università, alle università statali, che quindi può adeguarsi alle richieste del mondo del lavoro sia da un punto di vista dei metodi sia dal punto di vista dei contenuti. In particolare per quanto riguarda scienze matematiche e fisiche, sono discipline, come è noto, in cui le conoscenze sono valide per moltissimi anni, in particolare matematica, ma anche fisica, le teorie fisiche, le applicazioni, che tra l'altro oggi, insomma, io adesso ovviamente, essendo preside di scienze, mi dico, ma come fa un bravo studente oggi a non essere attratto dalla scienza? La scienza richiede, è caricata di un compito enorme, quello di risolvere i problemi gravi dell'umanità, e grazie alle conoscenze di base, quali quelle in matematica e in fisica, un bravo studente può diventare un ricercatore in grado di dare un contributo determinante, un contributo a livello mondiale,
perché le conoscenze in matematica e fisica non si applicano solo in provincia di Brescia. Quando uno scopre un teorema oppure quando uno inventa una teoria fisica, questa vale dappertutto, e quindi diciamo, stando qui si è già sul palcoscenico del mondo, ecco, da un certo punto di vista. Crede che l'Università Cattolica possa dare un futuro magari maggiore rispetto a un'altra università a sua figlia, una volta raggiunta la laurea? Se nel loro, diciamo, programma, il loro programma rispetta quello che hanno presentato oggi, senz'altro credo che la diversità in qualcosa ci sia. A partire dall'8 marzo la Facoltà di Scienze Linguistiche propone 3 incontri per parlare della Cina, della letteratura e del suo rapporto con la città di Brescia. Ne parliamo col professor Fumagalli, docente di lingua e cultura cinese. Professor Fumagalli, la Facoltà di Scienze Linguistiche propone alla città una serie di incontri per incontrare la Cina. Ci può spiegare quali saranno i contenuti dei 3 incontri? Prima di tutto l'incontro con la Cina per i bresciani passa attraverso un loro grande bresciano, Giulio Aleni, geografo, scienziato, gesuita, chiamato il Confucio d'Occidente. Quindi è un incontro, questo primo dell'8 di marzo, in cui si potrà conoscere la Cina direttamente attraverso l'esperienza di un grande concittadino bresciano. Quali sono invece i temi della seconda giornata in programma per il 5 aprile? Ci sono poi degli aspetti di estrema attualità. Giulio Aleni è vissuto 500 anni fa, ha lasciato Brescia ed è andato in Cina per tutto il resto della sua vita. Ma ci sono invece tanti cinesi che attualmente lasciano la Cina e vengono a Brescia, e ci sono tanti bresciani che vanno a lavorare in Cina anche oggi e soprattutto oggi, e quindi il secondo incontro cercherà di delineare questi aspetti importantissimi di valori e di società che legano la Cina con l'Occidente, con l'Italia e specialmente con la città di Brescia, la Leonessa e il Drago. Un imprenditore bresciano qualche mese fa, proprio qua all'Università Cattolica, un imprenditore con aziende in Cina, diceva che è molto importante non solo conoscere la lingua cinese ma la cultura cinese. Perché, professore? È perché per il cinese la cultura significa tutto, quindi approfondire la cultura cinese significa diventare membri di una stessa famiglia. Un po' come si potrebbe dire con il battesimo uno diventa membro della famiglia della Chiesa, della famiglia spirituale, così lo è anche il valore della cultura nella prospettiva cinese. Il rapporto fra la letteratura cinese e la Cina di oggi è invece il tema del terzo appuntamento in programma per il 3 maggio. Di cosa parlerete? Certamente gli esperti, i docenti che interverranno vorranno anche parlare di aspetti letterari, estetici, artistici. La Cina è anche un immenso laboratorio e cantiere non solo come fabbrica di oggetti, ma anche come creatività e come capacità di approfondimento gioioso, musicale, artistico e letterario. Quindi ci potrà essere anche questa particolare attenzione a questa nuova fioritura di arte alla quale l'Italia, per le sue tradizioni artistiche e culturali, è particolarmente sensibile. All'interno dell'Università Cattolica, appunto, la Facoltà di Scienze Linguistiche propone l'insegnamento del cinese. Gli studenti come si approcciano a questa nuova lingua? Come reagiscono? Bisogna dire che gli studenti probabilmente ereditano un interesse antico, specialmente lombardo e in particolare bresciano, e quindi hanno molta curiosità, molta prontezza nel avvicinarsi a questo grande mondo cinese.
con il quale si trovano un po' affascinati e un po' istintivamente in sintonia, per cui spesso vanno in Cina, poi compiono questi primi avvicinamenti pur con sacrifici notevoli, e poi ne sono anche ampiamente ricompensati sotto il profilo umano e sotto il profilo professionale. L'Università Cattolica celebra i 150 anni dell'Unità d'Italia con un ciclo di conferenze aperte alla cittadinanza. Vediamo quali saranno i contenuti dei 6 incontri. Il bel paese dei poeti compie 150 anni. La Cattolica organizza un ciclo di conferenze per ripercorrere le tappe dell'unità, dal sogno alla costruzione dell'Italia. Professor Langella, il ciclo di conferenze si chiama Liberi non sarem se non siamo uni. Da dove viene questo titolo? È un verso del Proclama di Rimini di Alessandro Manzoni, scritto nel 1815. È una canzone patriottica in occasione del tentativo di Gioacchino Murat, generale napoleonico poi fatto re di Napoli, di rimanere in sella dopo che era stato detronizzato dal Congresso di Vienna, mettendosi alla testa di un moto di unificazione nazionale e promettendo a tutti i patrioti italiani la Costituzione, cioè la libertà. Manzoni vuole mettere in rilievo questo aspetto, che non si può conquistare la libertà finché ci sarà uno straniero a comandare in Italia. Nel suo caso era l'Austria, che direttamente o indirettamente appunto controllava tutti quanti gli stati e staterelli italiani. Ma per cacciare l'Austria, quindi conquistare l'indipendenza, bisognava unirsi, perché la rovina d'Italia per tanti secoli era stata proprio generata dalle sue discordie, dalle sue guerre di campanile. Come sono articolati questi incontri e a chi si rivolgono? Queste 6 conferenze sono aperte alla cittadinanza, i relatori saranno professori del Dipartimento di Scienze Storiche e Filologiche dell'Università Cattolica di questa sede. Lì si va dalla letteratura alla geografia, alla scienza, alla storia economica, al mondo della scuola, all'editoria. E questa iniziativa sarà appoggiata anche da un'ulteriore mostra nella biblioteca dell'università. Esporrà il patrimonio librario posseduto in rapporto appunto ai temi delle singole conferenze. Quindi ci sarà una parte di documenti che riguardano in generale l'unificazione nazionale, la storia del Risorgimento, e poi una parte che varia di volta in volta legata appunto al tema della conferenza. Anche per questa puntata è tutto, noi ci fermiamo qui, io vi do appuntamento fra 2 settimane perché la prossima settimana Cattolica e dintorni non andrà in onda per lasciare spazio alla partita del Brescia. Grazie per essere stati con noi.